tocca la soglia della povertà. Presidente, l'ambiente è stato uno dei suoi cavalli di battaglia. È così difficile far sì che l'ambiente vada a braccetto con lo sviluppo e soprattutto è riuscito in questo fine il piano paesaggistico regionale? No, anzi, è assolutamente non solo possibile, ma necessario che l'ambiente vada a braccetto con lo sviluppo. E le politiche ambientali che abbiamo portato avanti in questi anni sono le politiche per uno sviluppo più stabile, più duraturo e che dia dei benefici economici per tutti e non solamente per alcuni. E l'ambiente non è solamente la costruzione. Occuparsi di ambiente, come ci siamo occupati, non ha significato unicamente occuparsi di seconde case sulle coste. Ha significato, per esempio, occuparci di gestione integrata dei rifiuti e fare in modo che in pochi anni siamo passati dall'ultimo posto al sesto posto in Italia, nella gestione integrata dei rifiuti, nella possibilità quindi di non riempire la Sardegna di discariche, nella possibilità quindi, come in altre regioni, di non dover necessariamente arrivare a un controllo militare del territorio per gestire un problema importante. La Sardegna si è svegliata per tempo, con la gestione integrata dei rifiuti, migliora l'ambiente, ma ha creato nuovi e migliori posti di lavoro. In questi anni ci siamo dati una serie di piani importanti che prima mancavano, una grande infrastruttura di regole e di pianificazione. Penso al piano di tutela delle acque, che fa sì che in questo momento si stanno realizzando i depuratori per tutti i paesi della Sardegna, si stanno collegando tutte le reti dei reflui urbani ai depuratori, in maniera che quest'acqua possa essere depurata, ma anche affinata, riutilizzata in agricoltura. E qui ci sono nuovi e migliori posti di lavoro. Ci sono nuovi e migliori posti di lavoro nell'impegno che questa regione ha avuto nel riordino dell'ente foreste, trasformarlo da un ente senza governo che aveva 7.000 dipendenti e un solo dirigente, il direttore generale, e non aveva un piano, a un ente che ha saputo assumere i dirigenti, che ha saputo assumere 50 laureati in scienze forestali, in scienze agrarie, e altri ne arriveranno. Si è dato il piano forestale e oggi è consapevole della grande risorsa, della grande industria della qualità ambientale e riprende ad assumere, riprende l'attività forestale, riprende dei progetti importanti che danno una risposta non solo di tutela ambientale, ma anche di creazione di posti di lavoro. Lo stesso vale con il piano energetico, è un altro fatto ambientale importante. Il governo nazionale pensa che l'Italia abbia bisogno di tornare al nucleare, con decenni di ritardo, diversamente da quello che pensa il resto del mondo. Noi invece in Sardegna ci diamo l'obiettivo, da qui al 2013, di proseguire con questa attività di finanziamento, di sostegno all'energia rinnovabile e dentro il 2013 puntiamo ad avere in Sardegna prodotta da fonti rinnovabili il 40% di tutta l'energia che consumiamo. Il protocollo di Kyoto dice per il Paese che dobbiamo arrivare nel 2020 a produrre il 23%. Noi 7 anni prima ci poniamo l'obiettivo di arrivare al 40%, quasi il doppio. E in questa idea di un ambiente migliore, in questa idea di una Sardegna che vuole essere al primo posto in Italia, c'è una grande quantità di nuovi e migliori posti di lavoro. Ci sono le fabbriche che aprono a Villacidro per produrre pannelli fotovoltaici, o in Ogliastra, o un grande stabilimento che stiamo sostenendo e che abbiamo presentato al Ministero dello Sviluppo Economico per la produzione di fotovoltaico da film sottile nella piana di Ottana. C'è il lavoro di tanti artigiani che si stanno specializzando e che possono portare questa grande opportunità di produzione in tutte le case, in tutti gli uffici della Sardegna. C'è l'opportunità ancora di nuovi posti di lavoro, ancora sul fotovoltaico, nell'impegno che ci siamo presi con il nuovo piano di sviluppo rurale, di dare l'opportunità di finanziare le aziende agricole affinché utilizzino le loro edifici rurali per ospitare i pannelli fotovoltaici che annullano il costo energetico che adesso i nostri allevatori sopportano nelle sale mungitura, nei frigoriferi. Occuparsi di ambiente come abbiamo fatto nelle cave. C'erano 2.200 cave dismesse in Sardegna, 2.200 non localizzate, per la quale non c'era un progetto di recupero, per la quale non c'era un'idea di cosa fare per recuperare il cattivo uso che è stato fatto nel passato. E sono centinaia i comuni che sono stati finanziati per recuperare le cave. Saranno ancora altre centinaia e migliaia nei prossimi anni. Si migliora l'ambiente, ma si creano nuove opportunità di lavoro.
e per terminare col piano paesaggistico. Il piano paesaggistico è la leva. Una domanda Certo. su questo tema dell'ambiente. I suoi ex alleati, i socialisti, hanno detto che col sistema delle intese si aggirano in realtà i limiti posti dalla legge e si consente la costruzione di molti metri cubi in più rispetto a quelli che si è avuto nel corso delle passate legislature. Come risponde a questa accusa? Che non è vero. Non è assolutamente vero. Citino un dato, citino qual è l'intesa che ha permesso di aumentare cubature o di regalare cubature. Non solo, loro vanno anche avanti, vanno anche oltre, dicono che è nella discrezionalità del Presidente della Regione di aumentare le cubature. Innanzitutto il sistema delle intese è un sistema temporaneo, fin tanto che i comuni finalmente approvino i PUC. È di una Sardegna che si è data questa regola importante. Il governo del territorio non può essere portato avanti con 24 piani di risanamento in 20 anni, ma mai con l'approvazione di un PUC. Il governo del territorio sta dentro delle regole, il piano paesaggistico regionale, la legge urbanistica e poi i piani urbanistici comunali. Dentro queste regole dobbiamo comportarci. Nel momento, fin tanto che i comuni non approvano il PUC, per dei casi urgenti, per dei casi di cui si riconosce una grande validità anche sociale, si può ottenere l'intesa, ma l'intesa non è nella discrezionalità del Presidente della Regione. L'intesa deve essere proposta dal Comune e quindi deve avere un parere favorevole del Comune. L'intesa deve essere approvata e quindi ottenere il parere favorevole anche dalla provincia e finalmente approvata e ottenere il parere favorevole anche dalla Giunta regionale. Quindi è un'intesa con 3 chiavi. Ci vuole la buona volontà e l'approvazione di 3 livelli istituzionali differenti, altro che discrezionalità. Non c'è mai stato così tanto rigore. Parliamo di industria in crisi in tanti territori sardi. Parlare di industria ha ancora un senso qui in Sardegna? Certo che ha un senso. Ha un senso in Sardegna e un senso in Italia, dove l'industria è in crisi, dove l'industria chiude. Ci sono interi stabilimenti che stanno chiudendo in Italia. Ci sono migliaia, per chi non l'avesse ancora compreso, ci sono migliaia di imprese che stanno chiudendo nella Lombardia e nel Veneto, nei territori tradizionalmente più solidi dell'Italia. E certamente non possiamo smettere di parlare di industria, dobbiamo fare tutto quello che occorre fare per rafforzarla, l'industria nazionale e della nostra regione. Cosa bisogna fare per rafforzarla? Certamente crescere il livello di sapere, il livello di conoscenza, crescere la qualità della ricerca, aumentare attraverso un sapere nuovo e più approfondito, più moderno, la competitività delle nostre imprese. Dal sapere nascono nuove imprese e si aumenta la competitività di quelle che esistono. E mentre puntiamo a farle nascere di nuove, e ne sono nate in Sardegna in questi anni, penso a Eutelsat che si è localizzata per gestire la sua flotta la flotta più grande europea di satelliti, che si è localizzata in Sardegna, qui a Macchiareddu, o penso a una società di software internazionale che si è localizzata in Sardegna e già ha assunto più di 100 persone, o penso alla prima vera grande opera, grande intervento di reindustrializzazione che è stato immaginato e realizzato in Sardegna ed è il superamento della cartiera d'Arbatas e la nascita del polo chimico. Oppure le imprese che stanno nascendo nel settore delle biotecnologie, le imprese che stanno nascendo in Ogliastra, a Villa Cidro, nel settore dei pannelli fotovoltaici. È vero quello che si dice, fa più rumore un albero che cade di una foresta che cresce. Questo succede anche in Sardegna, persino nelle nuove imprese che stanno aprendo. Nel frattempo dobbiamo stare attenti che nessun albero cada e difendere le imprese, soprattutto quello che rimane della grande industria delle partecipazioni statali del passato. E in Sardegna in questi anni abbiamo fatto uno sforzo importante per difendere la competitività del settore metallifero, dell'industria metallifera del Sulcis, il cui problema più importante, numero 1, era quello del costo dell'energia elettrica. E mentre si pensa a un intervento, a una soluzione strutturale, questa è stata l'unica regione in cui si è sperimentato la possibilità degli accordi bilaterali tra Enel, Endesa, all'epoca, oggi E.ON, e l'industria, che ha permesso di abbattere il costo dell'energia elettrica e di mantenere vivi e competitivi quegli impianti. Oggi si parla del settore del clorosoda.
in crisi, per la quale c'è stato uno sciopero a Porto Torres, in crisi in Sardegna e in crisi a Porto Marghera, in crisi in Italia, per la quale a mio avviso il governo non ha ancora saputo dare una risposta, per la quale a mio avviso il governo si sarebbe dovuto impegnare maggiormente. Ma un dato è certo, che il costo dell'energia elettrica per gli impianti del clorosoda, i Neos di Porto Torres, è di 50 euro a megawattora. Il costo per gli stessi impianti a Porto Marghera è di 100 euro a megawattora. E questo perché la Sardegna ha sostenuto quegli impianti e perché c'è stata una politica regionale attiva. Parlava del rinnovamento, Presidente. Lei ne ha già fatto riferimento in precedenza in una sua risposta.